Ben ritrovati appunto dopo le vacanze. Vengo spesso accusato di essere un anti-berlusconiano viscerale. Eppure le mie accuse sulla mancanza di etica pubblica del Caimano, che il Caimano tenuto in questo ventennio, sono sempre state supportate da prove concrete, mai da pregiudizi. Anche perché il motivo che ha portato Berlusconi alla politica attiva ce l'ha spiegato molti anni fa il suo braccio destro per antonomasia, Fedele Confalonieri, quando dichiarò che Berlusconi è sceso in politica per evitare il carcere e per salvare il suo matrimonio. Allora traballante, perché dopo il terremoto di Mani Pulite aveva perso i padrini politici che lo avevano protetto fino allora. E fu così che anche grazie alle sue televisioni e ai suoi maggiordomi è riuscito nell'impresa di modellare milioni di cittadini italiani a sua immagine con i disvalori che conosciamo. Ma l'età e troppi scandali hanno costretto il Caimano a dover passare la mano e così ora, come Presidente del Consiglio, ci troviamo il giovane Matteo Renzi. Quando Renzi vinse le primarie del PD e ne divenne il segretario, molti hanno salutato questa sua affermazione con entusiasmo. Ma poi il sogno, le speranze di un cambiamento radicale del fare politica dopo le macerie del ventennio berlusconiano si sono trasformati in un incubo, perché purtroppo per noi Matteo Renzi si sta rivelando addirittura peggiore di Berlusconi. Dopo un anno e mezzo di governo si è capito di che pasta è fatto. E così il credito in bianco che aveva ricevuto dagli italiani in occasione delle elezioni europee è andato notevolmente scemando, causa le scelte e i metodi di questo governo molto simili a quelle che lo stesso Partito Democratico aveva ferocemente combattuto quando era all'opposizione, come ad esempio la distruzione dello Statuto dei lavoratori con una nuova legge sul lavoro, scegliendo di stare dalla parte di Sergio Marchionne anziché con i lavoratori, o addirittura salvare il senatore Azzollini dal carcere usando una frase che nemmeno Berlusconi avrebbe osato dire: il Parlamento non deve essere il passacarte delle procure. E poi la volontà di abolire l'IMU anche per le ville milionarie, completare la distruzione della scuola pubblica, sfasciare la Costituzione, la responsabilità civile dei giudici, fare maggiori sconti agli evasori, e una legge sul falso in bilancio ancora peggiore di quella che fece Berlusconi. Togliere dal budget della sanità pubblica 2 miliardi e 300 milioni di euro e cronaca di queste settimane ha occupato la RAI con una delle peggiori lottizzazioni nella storia di questa azienda pubblica. Se tutte queste schifezze fossero uscite dal cappello del Caimano, con ogni probabilità il paese si sarebbe fermato, bloccato da manifestazioni organizzate dallo stesso Partito Democratico. Ma siccome questo sfascio è opera proprio di questo Partito Democratico, partito che dovrebbe essere di sinistra e quindi difensore dei cittadini più deboli, dei cittadini più svantaggiati, viene metabolizzato e digerito senza tanti mal di pancia. Renzi poi è un malato grave di una malattia che prende i politicanti, l'annuncite, fa promesse a go-go, spara cifre fasulle che poi vengono riprese dai media come fosse oro colato, quando in realtà sono solo delle bufale atte solo a ingannare il cittadino meno preparato. Come quando il 29 agosto dell'anno scorso dichiarò che entro 12 mesi saranno sbloccate opere per 43 miliardi di euro. Ovviamente una balla spaziale rimasta senza seguito. Oppure quando fa delle proposte degne del miglior Berlusconi, come il taglio di 50 miliardi di tasse, senza spiegare dove troverà i soldi. Ma il punto massimo di Annuncite, il bullo di Firenze, l'ha espresso sulla questione meridionale. Roberto Saviano, l'autore del fortunato libro Gomorra, da cui è stato tratto un film di grande successo qualche tempo fa, è intervenuto su Repubblica sulla questione meridionale, scatenando un inferno. Immediatamente Renzi gli ha risposto con la sicumera che lo contraddistingue con un basta Pianistei, e poi è partita la solita gran cassa mediatica con la ministra Guidi che sto predisponendo una specie di piano Marshall per il Sud e sono pronti 100 miliardi. A questo riguardo Adriano Giannola, presidente dello Svimez, l'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria del Mezzogiorno, ha dichiarato: oltre a essere la stessa cifra che promise il governo Berlusconi-Tremonti nel 2010, non c'è bisogno di comunicare di avere 100 miliardi, perché non c'erano allora ma non ce lo sono neppure oggi. Eppure Renzi e la sua clac vogliono convincersi che il governo ha lanciato un'operazione politica ed economica mai tentata prima per risollevare il meridione dal coma profondo in cui si trova, visto che sta crescendo la metà della Grecia, ed è tutto dire. Ma sono solo promesse che fanno il paio con quelle che abbiamo già conosciuto nel ventennio berlusconiano, ovvero fuffa,
solo fuffa. Per cui dobbiamo amaramente constatare che Renzi e compagnia cantando sono solo chiacchiere e distintivo. Purtroppo. Ci vediamo giovedì prossimo. Che fanno il paio con quelle che abbiamo già conosciuto nel ventennio berlusconiano, ovvero fuffa, solo fuffa. Per cui dobbiamo amaramente constatare che Renzi e compagnia cantando sono solo chiacchiere e distintivo. Purtroppo. Ci vediamo giovedì prossimo.